Eder. Mech. Pallister. Una mattinata di ordinaria follia. Nel momento in cui Liliana getta la spazzatura, vediamo questo tipo che si specchia contro quest'auto, mette qualcosa in tasca, la nasconde e riparte. Così facendo si trova all'altezza di Liliana proprio nel momento in cui lei sta gettando la spazzatura. Ma la cosa più strana avviene quando passa un'altra persona ancora. Sta arrivando proprio in questo momento, vede arrivare una macchina, si gira quasi per non farsi riconoscere, vedete il gesto? Nettissimo. E dopodiché questo è quel famoso personaggio che all'altezza della Panda si rigira ancora, poi si piega verso i cassonetti e passa radente come se non si volesse fare riprendere da qualche telecamera. Vedete i gesti stranissimi che fa? Cassonetti, radente e poi di corsa dietro Liliana. Ancora una stranezza, adesso arriva un tipo che cammina già col casco messo, getta la spazzatura e poi anche lui si fa prendere uno scooter. Eccolo qui, ha lo zainetto anche lui. Lui quindi ha incrociato evidentemente Liliana dopo che ha girato in quella via e partirà con lo scooter proprio mentre passa Gabriella. Guardate, sembra perdere tempo volutamente, ci sta mettendo un'ora per accendere. Ricordiamoci che il casco già lo ha messo, quindi deve essere molto rapido. In realtà sembra che questo scooter abbia i misteri per essere acceso. Ma quando passa Gabriella, finalmente trova il modo di avviarlo e parte anche lui. Come se non bastasse, ricordiamoci quello che avevamo già notato in passato: quando Liliana scende, una macchina posseggiata esce in retromarcia e si avvia guardandola.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.